La cultura della legalità per tracciare la strada dello sviluppo, questo è il tema del convegno che si è svolto nella sala delle conferenze del comune di Cotronei. Un incontro importante voluto fortemente dall'amministrazione comunale per sensibilizzare l'opinione pubblica e le giovani generazioni ad avere rispetto delle istituzioni e di ciò che concerne lo status di cittadino. Una sala delle conferenze gremita che ha visto l'intervento di ospiti rappresentanti realtà diverse. Conferenza stampa di presentazione del progetto Tutti pazzi per la radio presso la Sala Gullo della Casa delle Culture di Cosenza. Creare una radio sociale è questo l'obiettivo dell'Associazione Radio 180 di Cosenza in collaborazione con Itinerari Sperimentali, Centro di Ascolto alle Donne, SISSI, Sviluppo Immigrazione e Solidarietà Sociale Innovativa e Radio Ciroma. I volontari e alcuni soggetti svantaggiati realizzeranno presso gli studi di Radio Ciroma un programma che andrà in onda una volta a settimana caratterizzato da diverse rubriche su temi sociali. Il progetto avrà la durata di 8 mesi. L'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro ha ospitato la terza edizione del premio sportivo Nicola Ceravolo, che ha visto come ospite d'onore il commissario della nazionale inglese Fabio Capello, al quale è andato il riconoscimento. Il premio è promosso dall'amministrazione provinciale di Catanzaro ed è stato ideato dal giornalista Maurizio Insardà. A coordinare l'evento l'ex direttore del Corriere dello Sport Italo Cucci, attuale opinionista di Rai Sport. La serata è stata condotta da Sabrina Gandolfi e Paolo Paganini. Pare che in Calabria sono oltre 50.000 gli uomini che soffrono di disturbi sessuali, quasi il 15% del totale. Tra le cause 1 su 3 indica lo stress e ritmi troppo frenetici, mentre 1 su 4 si sente insicuro e inadeguato di fronte a donne sempre più esigenti. Per non vedere sminuita la propria virilità, il 40% si è affidato almeno una volta ad aiuti farmacologici. Se ne è discusso stamattina alla Mezzia Terme durante l'iniziativa Benessere Sessuale e Libertà di Amare Sempre.